Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Stasera cerco come parli piemontese, non perché non parlo mai, per dire le scorse, ma perché non mai parlassi da teatro e poi perché parlo un po' dronè, allora che imparai ma sempre fuori proverà. Questa insieme, soprattutto in questi periodi, sì. Allora, comunque buonasera. Spero che Simone riesca a capire perché da una veloce visione hai visto che forse è l'unica che trebuie da un po'. Mi fa piacere che stasera sia sì Sergio Girardino e che le sta invitando a una collaborazione all'Associazione Grimella e Nadia Dalmasso e mi fa piacere che sia una serata dedicata a Piemontese. Niente, da tanti anni ho cercato di lavorare al Piemontese grazie al piccolo teatro cavaliere con Aurelio Pellegrino che ha cominciato con le sue idee a proprio tirare l'attenzione per venire tanta gente, per partecipare tanti giù. La via in Piemontese sempre era un po' diventata per i giù quasi un picciotto esame perché finì il corso di Piemontese e era la via. Allora era un picciotto esame dal corso di Piemontese. Quindi grazie tante a Aurelio che oltre a organizzare tante serate, oltre alla via, ha diffonduto la lingua piemontese tra i giù. È una cosa che mi fa particolarmente piacere perché negli anni soprattutto 80-70 facevo scuola sì, nelle zone pianura e era più che piaceva parlare piemontese, allora mostravo a tutti i piccoli l'italiano, ma che lo mostravo male e che finiva che parlavo più piemontese e riuscivo a parlare l'italiano perché adesso sì era stato a fare studi all'Università di Torino, alla Val d'Aosta, che riesce a conoscere tutto il funzionamento di una lingua per riuscire a superare le tappe lì e quindi a imparare bene la lingua. Quindi su Sila è proprio una cosa scientifica accertata e mi dispiaceva proprio che appunto i grandi tra loro parlavano piemontese, poi parlavano italiano e penso che se si fa dei grossi disastri che saranno per stare a recuperare pian piano, ma penso che se ne si porta lunghe conseguenze. Quindi mi fa piacere che sia questa attenzione ora rinnovata e disaria NDP perché do una parola a Nadia Dalmasso che si continua. Grazie un po' al piccolo teatro e a Aurelio Pellegrino. Buonasera a tutti, mi sono forse decisamente più a mio agio a parlare piemontese che italiano, quindi sono contentissima di farlo. Grimelda Lena fa proprio per cercare di conservare la memoria di ieri a Caraglia, già appunto come ha detto l'assessore Vincenza, già il piccolo teatro caragliese che lavorava già tutto che si necessitava, ma è sempre un posto per tutti a Caraglia perché comunque è una città attiva, viva. Noi, ecco, io la dico noi, comunque il professore lo sa che è bello in maniera diversa perché a Caraglia tanti disegnetti e comunque mi continua di noi di Grimelda sono sensibile alla tradizione, a tutta la cultura piemontese, per cui quando lei ha sentito parlare del professore, di sentire le sue conferenze, parlare del piemontese, della blussa, della ricchezza di questa lega piemontese, mi sono proprio innamorata di quello che diceva, le proprie baci, queste cose sì, mi penso, chissà quante persone mi penso, e noi di Grimelda, mi cresuma veramente a queste cose. Quindi cerco di fare cose, dal professore la disponibilità a venire a Caraglia è stata una cosa bellissima, un regalo stupendo che bisogna farsi. Perché insomma queste cose sì? Per noi che insomma sì, probabilmente il piemontese è quasi una normalità, perché quasi tutti noi parliamo, insomma a volte lo sottovalutiamo un po'. Ed è proprio io devo fare, ma ne sottovalutare la conoscenza piemontese e trasmetterlo ai giù.
perché come il professore disse nelle sue lezioni, ogni dì in due lingue, no, perdiamo una lingua ogni 2 giorni, stavo dicendo male, perdiamo una lingua ogni 2 giorni, per cui rendo sicuro che fu tanta attenzione alla specie animali, alle specie vegetali, però alle lingue parlai, tanti fanno attenzione forse, e quindi rischiamo veramente di avere delle perdite enormi di una cultura immensa. Perché Duma negasse il piemontese, negasse le nostre conoscenze? Perché si legge sempre, come diceva il professore nella sua conferenza, nella sua relazione, che disse benvenuti al mondo di chi impara le lingue degli altri, perché rispetta gli altri, ma che non scorda la propria perché rispetta se stesso. E noi dobbiamo rispettare le nostre credenze, le nostre usanze, le nostre tradizioni, le nostre conoscenze e quelle dei nostri vecchi che l'hanno trasmettute. Per cui va bene, parlo il francese, l'inglese, perché sono costretti, però anche ricordarsi una cosa, che il piemontese è una lingua viva, colorata, che certe cose, se per un matto di sentire un piemontese, le storie che i nostri nonni si raccontavano, traducevo in italiano, su Pinè stessa cosa, l'Ampinè che la vivacità, l'Ampinè che l'emozione, per cui continuiamo a trasmettere appunto le storie piemontesi ai nostri bimbi, perché sempre, come dice il professor Giraldino, che comunque ha dedicato tutta la sua vita alle lingue minoritarie, ricordarsi che mostrare ai masnai delle lingue come piemontese, non facciamo la lingua perché la lingua, dove il professor magari spiegherà che veramente parei, ricordarsi che trasversalmente ai masnai, perché che spiegava che il masnai è simile, quindi non aveva poco da fare, perciò ma imparerà da grande con più facilità anche le altre lingue straniere, per cui domani aveva poco di fare ferie, gli errori madonnali, maccheronici a scuola. Un'altra cosa che vi dico è che ad esempio noi quando, anche se mi parlo il piemontese, nella maggior parte noi parlo il piemontese da sempre, però in realtà non so la storia del piemontese. Quando ho sentito il professor Barré la prima volta nel fa Cuni e di che il piemontese era la lingua del Stato di Savoia, era la lingua ufficiale, e noi si vergognavamo, quando facevo superiore mi vergognavo di parlare piemontese perché dicevo la campanina, assolutamente no, ce la parlavo in Savoia, io lo tra, quindi la roba che parleremo assolutamente dignitosamente e con orgoglio. E in più ricordarsi una cosa, che l'estate, la lingua che veniva parlata per il Parlamento italiano, nel 1861, l'estate l'Unità d'Italia, la seduta del Parlamento italiano quell'anno è stata fatta interamente in piemontese. Quindi, vedi, si rendiamo conto di quanto era importante. Però purtroppo io sono la maggior parte di noi, la ricchezza che Roma, tutta la letteratura, tutte le opere teatrali che è piemontese. Quindi con questa serata sì, noi dobbiamo veramente cercare di creare questo sentimento. Il piccolo teatro carrarese lo fa da anni, come il teatro, come le canzoni, come le viaie, che spero che tutti i vecchi l'abbiano vista e continuano a seguire queste cose, perché veramente senti con queste storie piemontesi, come dire, è bellissimo, senti cantare le nostre canzoni, che purtroppo se cantiamo noi, noi che cantase alla radio e alla televisione, piemontesi cantiamo mai niente. E il teatro dà tutta un'altra emozione, trasmette cose diverse, quindi va bene tutto, ma non è smentire queste cose. Allora, l'uomo scomodato è un professore che Lede Vercelli, ma che ha passato la sua vita in Canada, che l'ha mostrato nelle più grosse università del mondo, a Haiti a parlare le lingue minoritarie, l'italiano, il piemontese e tutto, e viene a dire, perdi questo patrimonio che hai, questa ricchezza che hai, deve una mossa, sì neanche i vostri masnai lo trasmettilo. Quindi ora vi presento il professore Sergio Maria Giraldino. Madame
graziose tote, vaiant monsu, cerea, e buona vnuia, per desseia è la vera parola piemontese, per Dio sia, che è la maniera piemontese di grazie. Per desseia che siete venuti aussi numerosi questa sera a Belessi, mi sarcreu a parlare in piemontese, così che il peut de subito d'emblée ancora che parlano al piemontese al carai. Ma tutto piemontese alle sente, e se per hasard intende una parola, un mot, un'espressione, e ben scarabuccerata che parte, ottenibla ben a mente, e alla fine alla ciacciarà che sarcreu a fe molto ben curta e lesta, c'è perché la roba più bella questi incontri e questi riscontri alle proprie cula ad ciacciare la nostra lingua, ad ancora ne che più dunque ciacciare la nostra lingua, non ma stermare anteca, ma co in teatro, ad conti in le pubblic, andua che nostra lingua appel di ad robe molto ben importante. L'on che sta graziosa madame Nadia Dalmasso e mi il rimenzio ancora al cuore per avermi invitato a sticevole una nauta vera parola piemontese per stasera. Alla chiamame a fare una galupà attraverso la storia di questa civilizzazione e di questa letteratura. Non è genere, non è pega, io non ho intenzione di leggere tutti questi libri, io ho l'intenzione di si deve parlare che espressione, che poesia, per far intendere attraverso i secoli come che cambia la nostra lingua e come che sono stati bravi colui che hanno scritto in questa lingua. Molto ben svens, anciamo e andiso al piemontese e a spiegare da P all'italiano o al francese. E ben, la questione fu la trona e diso subito perché il piemontese è nato prima dal francese e prima dall'italiano. I documenti più vecchi della lingua francese sono non vecchi come i documenti più vecchi della lingua piemontese. E cui in italiano arrivano in questa data. E proprio per inviare e in pardonare se sarò molto ben lesto, di sede che i piemontesi avevano un'artilleria da campagna che si chiamava la Vuloira. La Vuloira allora chiamava pareil perché il canone non pa desse di gas per terra, avevano montato le roe e si spostava con tanti jet, con tanta vitezza. E noi oggi faremo la medesima roba stasera perché il lume da 4.000 anni, 1.000 anni da storia. E 1.000 anni da storia vuol dire che io manco qualche minuto per minca secolo. E andiamo come al suono della lingua piemontese 1.000 anni fa. Anfra a fasia a prediche e poi a smenciare l'onca la via dit. E allora per pinente smencesse le butanere hanno su bianco e alle scrivere i sermoni e al non che i savant all'andare a questo documento a lei i sermoni su Alpino. E noi utilizziamo questa nostra lingua come l'hanno parlato la nostra gran pari 1.000 anni fa, 10 secoli fa. Adunque, Adam, lo nostro primo pare, per son peccato, fu messo in questo esilio. Or tuttavia li comandò de che el de suo anno e de son lavoro riconoscesse lo son creatura, che l'aveva creato dal limone della terra. E da chi annanzi cominciò a ingenerare d'enfance e lo secolo cominciò a crescere. I capisuma non minca parola, ma il senso lo capisuma. All'è la creazione d'Adam e all'è la creazione
alla generazione umana. Questo documento è stato contestato molto bene a dire, perché ha detto, ma sono proprio sicuro che fosse piemontese, io sono proprio sicuro che i documenti che porto dall'annanzi dal francese o dall'albano antico o dall'inglese antico fossero da buon con le lingue. Una roba è sicura, l'un documento che è stato trovato da Zà a Dial, è stato trovato in Piemonte e è governato alla Biblioteca Reale a Turin. Nostra lingua, nostra prima lingua, nostra prima documentazione. Ma se vogliamo vi dice, ma non stai proprio niente a non sloni spuntato manera, 1000 anni. E vin alla Gesia, a Santa Maria Maggiore, a Marseille, antin mosaico che dunque scrivì a parole in piemontese e all'era un secolo prima così. Dunque, parole isolate, ma in Saruma che nostra gente parlava già questa bella lingua che troppe dire andar marcio, bella avanti, il omagena a parlare in pubblico. E poi il leso altri due documenti, uno alle 30 anni più giù che quel che l'ho appena leso, e sved che la lingua è già cresciuta e adesso in bellezza ben devema tut piorer con gran dolor la dura morte del nostro buon creator chi vols morir per reimer li peccator sus alla crux a si gran desonor. Questa sono le rappresentazioni sacre e per vari secoli nos c'è antenati, nos c'è alla violin al teatro, alla violin al sicuro alla televisione, alla radio o gli amusementi che i loro didancai, ma alla violin le rappresentazioni sacre. Queste rappresentazioni erano nient'altro che a pièce teatrali improvvisate che facevano il sagrato la Gesia. A sortire dalla massa, a sortire all'epoca, alla Quaresima, e alla via sentì in Gesia tutte queste storie. E allora genit spontaneamente, genit a fare le sue rappresentazioni popolari. E ben varie a queste rappresentazioni sono arrivate insieme agli altri. Chi ne ha avuto che bene? Questo arriva al 400. Me bei pastor e me car barger, na buona neva mi vengo a te. Santi la tu e con alle grassa sta me tienai una gran blassa. Ma prima che di andè, venta chi mostra ancora tutta lei. Andè a Betlemme una cabana, trovè un agnellin che le senza se paroi. E vadde che a mano che si avvicinavano al tempo, a nostra epoca, io conosciamo più sé senza gena e ben fe nostra lingua. Diciamo che verso il 400 questa lingua era completamente fatta. I suoni, le parole, la morfologia, la sintassi che noi altri tutti parlanti e conosciamo erano già abbelliti. E arriviamo alla prima chef-d'œuvre della letteratura in lingua piemontese, chef-d'œuvre, capolavoro. E arriviamo alla prima chef-d'œuvre della letteratura piemontese con Jan-Georges Allium d'Ast, all'era Astzan. E Jan-Georges Allium l'ha scritto a farse e la chiamai opera Gioconda, ma l'onca è abbastanza droll, a lei che all'inviare all'inizio, all'inviare a questa opera Gioconda, noi diremmo piemontese, œuvre angiolivanta, alle scritto le lingue che la conosceva, le menziona al milanese, le menziona insomma alla fine del 400 e Ast, all'era un dominio francese a quell'epoca lì, le menziona al francese, ma alle pas menziona l'italiano, perché l'italiano sempre sarebbe neanche lo che era a quell'epoca. E il esuma che parola questa grossa chef-d'œuvre che troves in tutte
tutte le storie della letteratura italiana, perché lo che hanno fatto, hanno pigliato le chef-d'œuvre dal napoletano, dal veneziano, dal piemontese e l'hanno buttato nella storia della letteratura italiana senza di né o né ma. L'avrei dovuto che smonsu a lei l'ardite, l'erede, l'ardite a tutta la tradizione letteraria dei 4 secoli a Nans e non pas a bisogno anche la parola dell'uomo. Il sono che parola sempre furu andiamo che insomma ante la pressa a quate tutti questi secoli da storia letteraria. Ora, chi vuol oir s'accosta commedia o fantasia morale fatta in scorrenza e venuta imposta. Sa ne podes miaste all'angual de cula chi fo per eccellenza jouar ant la fera, jouar vuol dire giocata, eseguita, jouar ant la fera, abbi pazienza, che noi ne siamo de pescher plaut né Terenzi, non siamo andati a pescare né Plauto né Terenzi per fare questo teatro, vale a dire ma farlo la buona, ma che l'agnesia, per cercare di comparir chi al paragon di cui chi sa parlare jargon, parlare in piemontese, parlare jargon o romagnol, canassani a correzione di cui chi sa sarà o trattare nostri presenti d'l'uomo e di sì sentimento. È la commedia del sentimento ad l'uomo. E bien, mi devo dire che lei ha avuto un grosso bonheur perché che quando chi aveva una ventina d'anni, tutto non che mi interessava, e mi interessava proprio in Maclon, avevo le grosse lingue dal mondo. E capisci, la via maitas ad apprendere queste lingue, da scappare via dal villaggio, da scappare via da questa città Italia, da andare in giro per il mondo, a vedere tanta gente diversa. E allora dai a studiare le lingue slave, le lingue germaniche, al celtico, al greco moderno, le lingue neolatine, che blessa, che anciarono tutte queste belle robe. E poi andì, mi l'hai passata tutta la mia vita al Canada francese, un bel dì che d'un alla mia ciamemme e alla dime, scusa, l'uomo ha un grosso problema con gli amerindiani, gli algonchini, i moicani, gli irokesi, i cri, ma sono presi a massessi con l'alcol. Miracolo, l'uomo ha sbagliato tutto con sa gente. Io mi agavai le sue lingue e io mi forzai a parlare le lingue dell'uomo bianco, l'inglese e il francese. E dovrei cambiare, e dovrei fare tutto all'incontrare, e dovrei tornare a sue lingue. Dico, sì, ma che fanno dei torna sulle lingue? E ancora che io che parla, fa sì, i vei, parlano ancora queste lingue, e i giovani parlano qui, no, i giovani parlano qui. E io mi piace il plan, nel Canada le grosse 40 lire l'Italia. Immaginate se andare da Caraia a Comboscuro, due di lavori, o se andare da Caraia a König, non per buttare una misura, al buttare 40 lire tanto, queste sono le distanze. Io mi piace il plan e sono andato al Gran Nord e l'hai visto la desolazione, il drogherio, la distruzione, e l'hai visto la gente che si massavano tra loro. E da giorni mi mandiamo un programma dove portavo i nonni, i grandpari, le grandmari nelle scuole e mostravo le masnà torna sulla lenga e gli stampavo liberi, ma per 20 o 30 masnà, liberi che costavano un prezzo, un parfum da soldo. A 20 anni, buona parte con la violenza le spariva. Buona parte con la desolazione andata via. E l'uomo torna a recuperare questa gente, ma andando sulla lingua ancestrale. E allora lei capì una roba molto ben importante.
l'enen la lingua che è grande, l'en popolo che è grande. Aventava capire le lingue a cui che ero preso a perdere la sua identità. Aventava capire l'uomo che era stermato in queste lingue, capiva che torna la forza a vivere, la forza da sedere le condizioni diverse della vita. E è stata questa mira lì che l'ho incontrato sempre per bonheur, un grosso magista, si chiamava Gian Renzo Plivio, alle chitarre un stipendio 2 anni fa. Ha mostrato linguistica all'Università di Toronto, era il più grosso piemontesista che fosse. E lei, proprio per esempio, è entrato anche all'università, era andata a fare una conferenza, sono stata a mangiare a mesdì, col mangiare che in mangio in Nord America, che sono in mangiare le beine, e a Sastombia, a San Ciuco e a Nenne Beivine mangiare. E parla da Nancio, Macione, grande, grosso, molto più grande che me, che sono già un'anima lunga. E lei piano per una scandina, aveva la barba bionda, i capelli lunghi biondi, grande grosso parei, era già presa a rosire in bocca col po' da scandinavo chi sei. E così diciamo in inglese, what country are you from? Che paese che viene? Di Italy. Lei è italiano, non aveva una busta che pagava, ma una busta caverna. E di quale regione? Quando io sentì con l'accento d'Italia e che insomma, Piemonte. Ma chi è al piemontese? Lo parla in cu? Tammi di, se tu parli pineni mouse da chi per pinare la ghigna? Sì, capisci che lo parla. E lei mi dirà, bene lì, un rapporto. Dopo 2 mesi che l'abbiamo incontrato, sono andati al primo convegno internazionale di lingua e letteratura piemontese, sapeva neanche che esisteva la letteratura piemontese a Alba, 1984. E lì l'hai conosciuta gente che veniva dall'Argentina e dopo 5-6 generazioni parlava ancora con bondezza sua lingua piemontese. E l'hai incontrata al filologo almano che l'abbiamo preso tra le altre lingue al col piemontese che è una roba abbastanza nuova incontrare l'alman che parla piemontese e piemontese che parla dell'alman del piemontese. E l'hai incontrata a Savano, che è giro da tutte le parti, e ha parlato di lingua e letteratura piemontese. E lei capì una roba molto ben importante. Sì, il aveva fatto bene a girare il mondo, ma il tempo era lì a tornare a capo e a studiare la lingua che mia madre, né piemontese, l'aveva mostrata, mia madre l'aveva mostrata in piemontese e era né piemontese. E da sta mira lì al viaggio è stato lungo, perché le chef-d'œuvre e gli œuvre, il teatro e i romanzi e la lirica e la prosa in lingua piemontese sono più bondose che la produzione in lingua nazionale italiana. E mi vorrei stasera fare un grosso salto e passare addirittura a nostre chef-d'œuvre dal Settecento. Perché? Perché che l'uomo ha visto a teatro già dal 60 con alcuni piuletti, ma soprattutto l'uomo ha visto l'inizio, proprio bella e buona della letteratura piemontese dal 700. Ma prima di Felon veniva l'esve che battua una pièce teatrale molto ben satira, gustosa. Che compare, mi venta che ve lo dia, mi sono innamorato a vostra figlia. Ma butteve i vostri capelli, ma signore, ma che vreve pur,
ma mi fa troppo d'onore, ora se chiede socconta me lo comanda, cerimonia da banda, cam scusa se sono troppo presuntuoso, di più si sei contento, e lì caute bien, chi la sarà mia sposa e mi so sposo. Mi sono suo servitore, ma cambisa un po', quella ad le tue. Cam sebias, la cita alle cula campias, alle campiat me na fiu, a saltat me na calata, i vei che te in manto con una coronata e poi vei che sia la signora contessa Pioletta. Mi sono troppo obbligata a bussoria, ma per sapere chi dia, chi parla con presunzione, cambia un po', costume. Antu, antipassa, l'auta passa e spose una figlia giorna. Io mi spunta giurisdizione sul contatto a tomba. Io una vigna, un campo, un pram bel bosco, una sparsera, un melinda al mantello, una mononera e da ne, ansietà. Tutto lì, le belle buone, non si conta, ma che stunne? A tu? Il ne ha una grande ambizione, potrebbe sposare una fiat condizione, ma insomma una famiglia e una nobiltà per bene a vostra figlia. Ma, signora, ti capisco una parola. Con stunne a tu? Mi trovo sempre nei film, come stanno? I sta problemi, mangio la messalata crua, i ravanetti, i nespo, l'ua, saltissa, chiutini e brus. E tanta roba. Che vuol dire un po' a tus, e l'avrei tutti capito, che sto analizzando una grancia d'opera letteraria al compiolet a Tana. Quando calegni fuori a storia, questa chi deve sentire la nostra lenta al 60. E ma mia che differenza rispetto al piemontese d'Ancrei e non sia molto ben poca. Se noi andiamo a piedi l'inglese dal 60 ha bisogno che William Shakespeare ha scritto sua ultima opera, The Tempest, dal 1060. Il uomo grosso genere, se sono un specialista, a capire l'on che Alan ha scritto. Un bellissimo umanesla, d'un co all'aut, senza mai entrare, senza mai a scarpussare in parole barabandane. A scapisce molto bene l'on che Alan dit. E all'opera che le stai tanto data a Benedetto Croce per la misura della Strasburgi alla Saint-Pierre Costera. Ma poi la grossa l'opera della letteratura piemontese a lei pare Ignasi Isler. Allora piemontese, allora un fra della Crosetta, della parrocchia della Crosetta, e tanto apprezzata la gente alla sua parrocchia, una persona tan brava, ma quando che scriveva era più un personaggio. E questo personaggio si guardava la folla, la gente, la massa, Turin, e questi personaggi a vedere come un piccolo, l'uomo che era l'umanità. E a descrivere questa gente. Ieri a dire una figlia che cadesse Giulia, vale a dire, bella. E a veraria Mariesse. Vedremo sempre come lo descrive l'Isla questa figlia. Ieri ha un buon partito, che è bello e buono, una batota, ma lei senza fardel e senza dota. Le macauta un fus, tutta gobbia e storta, con quel mostasca e lus, tra gialla e smorta. La produ i grandi oias, ma l'una e l'altra ai cura, e tutto il dì morflas, che va dal nas alla gola. Lei capisce lo che dice, vuole la manca tradizione, cara gente, perché costa, è una situazione dove non è abituata a leggere la letteratura in piemontese. L'abitudine insomma la letteratura dal Settecento, immaginevi il giorno del Parini, il giovane signore,
Sì, la letteratura nazionale, ma non è che tocca direttamente dal cuore, ma costa. E ha scritto tutta l'umanità, Isler. Questa è letteratura che dobbiamo leggere, rie, avere goi tutti insieme senza da manca di un traduttore. Tutta Göbbia è storta con mostasca e luz, lei pitucata da una quantità di vairole, e se ve lo facciamo le vairole, e sotto quel mantone, le tutta cariata scrolle. E poi ti potrei leggere tutto il resto, ma il butterei troppo tempo, il tempo a leggere tutto. E hai detto, ecco, e dunque la vol, ma che si fa un ben tosto, perché è aperta sta blassa. E questo partito famoso, se sa chi vuole attendere, per farsi d'una rapidamente, per farsi d'una sposa, che si fa intendere. Finei tamnandan, se pur una villa in via, ne trovi per mano, un'altra paria, assicura che no. Sì, sì, diria proprio che sì. E poi, il Benin deve nascere nella vantaina tutta l'arte di Isler, perché andare a fare una ciacciarata, ma anzi l'Isler, come che lui fa, al Giobbia d'Obdisda, ante la Basilica del Sant'Andrea, ante al Ciostra a Sant'Andrea, a Marseille, si fanno le causerie du jeudi. E lì l'autore classico partiva, e fu a passare tutti gli autori, i grandi autori della letteratura piemontese, a coi romancier, la gente al teatro, eccetera. E miracolo, con nostra graziosa organizzatrice, Pedro già buttare lì da Nans, la possibilità che tanto in tanto i s'incontrano in belle sia in questa graziosa sala e fumano a ciacciarata. Anzi, più grande autura della nostra letteratura. Per adesso, i fuma come quando si va al ricevimento e imbarano gente e una fresilina a mangiare, a poi di pituche in belle sia, in belle là, ma mangiare niente. E a proposito di mangiare, il Roma si sempre appare Ignazio Isler, al paese, alla Cucagna. Sento un po' come che le paesi della Cucagna. Le strade sono tutte sternie con le drubbiole piasantine e le pertie sono guarnite con le saltisse, con le budine. Se vedesse le giuende, l'olì, sì che le bellrende, fanno il salam a desformare, con i due a fare la sumà. La rosa, che aveva in campagna, l'ansarur da paradiso, cui catasto con la bagna si che fa le che fino ai barbis. Ben che il sole batta insieme, tutta resta giusta come prima. Anzi, allora resta meglio, perché la gente poi più è. Ogni settimana piove una volta, e fidei e macaron, e lo fa una bella volta, sempre bene, di barù. Fa pas bisogno da comodere, gliela bella maca di mangiare, su un giabeia un formaggio con subito, la sarà. Anfiocante ai vena di lasagne, larghe 3 traversati e meccate a gran cavagne, con una buon marron candì. Quanto ai venti la tempesta, tutti in loro a fare gran festa, che è tutta macca di bonbon, dalle cose al grosso capone. E poi guarda sta povera gente che in sempre, che era una villa in tutte le campagne, in tutte le città morta di fame. E disse che il Dio aveva un'idea, venga sì, a imparare la strada, ma le cose da pensare che le fa, una fulla irà, perché aventa sempre cure per design e quintasure, e in tal dura un po' al modo, anche la pauta, fino al collo. E poi arriviamo alla fine del Settecento. E alla fine del Settecento troviamo l'anima di Starmà e Pigenita dei piemontesi. La guerra. Arrivo Armand Napoleon in Italia e prima che arrivo in Italia troviamo un personaggio che fa capire a
loca sono buoni i piemontesi. I trovano nella letteratura la poesia rivoluzionaria in lingua italiana. Hanno visto che anni e anni fa lisiva Umberto Sala e alle capità mi attira la citazione di Umberto Sala, cioè gli italiani non sanno fare la rivoluzione. Per fare la rivoluzione bisogna uccidere il vecchio, bisogna uccidere il padre. Gli italiani sanno solo uccidere il fratello. Le fammi tanta scherra e tanto magone. Le bisogna locale stata la guerra civile dal 43 al 45. Le bisogna tante robe che l'avria a di piccare nel disegno. Ma miracolo era un brin, a verità, a non che scriveva Umberto Sala. Ma è vero che io tutti i parenti italiani, quando che al momento di arrivare la rivoluzione, i troviamo una frase che mi fanno paura. Su, coraggio, piemontesi, cosa steve di sospesi? Su, coraggio, desviere, la libertà, arriva, finalmente, le tempo a vendicare le tirannie del vostro prepotente. E forse per smenciare, vostri frei che sono restati massacrati, che sono periti per liberare dalle catene del vostro tiranno, le sosan, fioi al cordere, che ci vendetta ai repubblicani, imite la gran nazione, seguite sua lezione, compassione, e pensate che i vostri despota, che vanno condannati a soffrire tanto mai, a finire una volta per poter vivere liberi, uguali. Se ancora così fuori, a pensare che tutti noi, mappi noi, si usciaf, fin dalle fasi, pochi nobili, aristocrati, se neanche quanti nasce liberi e democrati. Chi calette a scrivere, parei. Si chiama Calvo, Edoardo Ignazio Calvo, è morto a 30 anni, 29 per essere giusto, un soignante in Malawi, all'era medica, all'ospedale, alle state nostra più grossa scrittura al Settecento. E Calvo andaria a lese a barum, a droga, andaria a lese i pazze e la trovo sì a tambur battente. Una bella citazione a Calvo, andò che disse una roba tanto interessante al piemontese, che ella la scriveva in piemontese e quando che faceva da manca in francese. E si facciamo dire, ma che lingua che ha parlato a Turin, ante il Settecento e ante l'Ottocento? Anche Turin annisissa prima capitale d'Italia. E lo sapeva, perché è un libro a Vittorio Alfieri, che è molto in comic, come tutte le robe di Vittorio Alfieri, come le tragiche, le comic, che dice che la via a un barba, uno zio, che stasiva a Firenze e che quando veniva in carrozza a Turin a spiccare a parlare fiorentino con gli stalè, con gli stafè e questa povera gente lo guardava e fa non solo non capivano cosa diceva, non sapevano nemmeno in che lingua parlasse. E Alfieri a Slapia con la città di Turin, di città anfibia, parlava due lingue, io non penserei che parlava l'italiano e al piemontese, parlava piemontese, e poi quando era in Auteserne, perché era un furste che veniva da Gladial, la parlava francese, ma l'italiano, neanche l'ombra. E che venga parlava anche Camillo Benso, conte di Cavour, madre ginevrina, francese. Che venga parlava Carlo Alberto, quel che l'ha perduto, al Rhin e la battaglia a Noara, Mac francese. E Sofieu, Citot, Trapu, Scur, che era Sofieu, ma che mi sono fiero a Mao Zedong. Carlo Alberto che era alto 2 metri e 3 centimetri e così che era alto 1,60 metri. Lì al Margheo Maslet
le cose da dire che fai. E sì, insomma, via lì. Ma parlava Mac piemontese, come i ministri, come i forestieri, come i piemontesi, ma parlava Mac piemontese. E quando mi ha detto prima nati il 17 a marzo del 1961, 9 ore della mattina, a Palazzo Carignano, le sta il primo Parlamento italiano. Sua Maestà, Vittorio II, Re d'Italia, per la prima vira, alle parlare al Parlamento, le fanno in piemontese. Al primo Parlamento italiano, alle stai in lingua piemontese, e smencioso mai. E qui che l'hanno scritto la legge 482 a Roma, e che l'hanno fatto come primo atto a quella legge negare al piemontese la statut ad lingua, o conosco nella storia, o se la conosco alla coscienza troppo lenta. Perché una nazione che a sua sernia e sua volontà ignora le sue lingue storiche, a mas mia, che dobbiamo prendere ancora non cade la storia. Di tu, Rettorio Dui, perché lo chiamavo, parlava ma piemontese, che lingua parlava Mazzini con Cavour, e lo guardaria mai, tutti e due l'hanno passato ai anni a Londra, Cavour le laureassi in agronomia a Londra, e allora parlavano tra loro l'inglese, all'epoca quando che nessuno parlava inglese, parlavo inglese, ma tutti quelli che hanno fatto l'assorgimento parlavo piemontese, e la famosa frase ti saluto o re d'Italia, anche lingua le stai. Le mai stai quella frase, le mai stai in incontro a te hanno, sono le robe che hanno mostro a scuola, e sai neanche perché lo fanno, ma quando che sono incontrati Garibaldi e il re, hanno parlato piemontese, Garibaldi era a Nissa e a Nissa parlavo piemontese. Su un documento che illumina molto ben chiaro, che lascia nessun dubbio, nessuna genera di interpretazione, e allora diventa essere ben cosciente del valore non mai politico, non mai letterario, ma storico della nostra lingua. E il leso Mac, una frase di questo grande autore che è stato Edoardo Ignazio Calvo, che ha detto: I savi che è mia moda a parle sempre piemontese, ben cades per tutta sloga cui che parlo, ma francese, cula a lei una guffaria, ognuno in suo villaggio deve avere la gelosia a parlare so bel linguaggio, e dovrei mai desmencesse a questa lezione di Edoardo Ignazio Calvo. E poi vell'esce una roba che faria me a mostrare alle scuole, Vittorio Alfieri, anche lei le scrive le sue tragedie, ma studiamo mai. Anche lei, Vittorio Alfieri, le scrive e sbozza le sue tragedie. A sabia nell'italiano Vittorio Alfieri, solo io lo so, a sabia dice, ma me, lei è un modello a tutte le scuole, ma sbirdiva pa. E là trovava la corrispondenza tra Ugo Foscolo e Isabella Teotochi Albrizzi. E gli altri dicono, ma sa scrivevo Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, un italiano. La madre di Ugo Foscolo si chiamava Diamantina Spatis, che sto spiti e sì, e Milane monosta ellenica, la parlava maca al greco. Le mai sentito l'italiano da Masnà, Ugo Foscolo. E quando arrivava a Venezia, fino all'ebrea parlavo veneziano, la corrispondenza tra Isabella Teotochi, che si chiamava non Teotochi, si chiamava Teotokopoulos, quella che poi con tanta eleganza Ugo Foscolo le di amante per 5 giorni, amica per tutta la vita, le varie che capitano lì. L'abitudine del contrario,
la corrispondenza all'Enen all'italiano. E quando che andiamo alle biblioteche troviamo la corrispondenza al Massimo d'Azeglio, Camillo Benso, Conte di Cavour, e troviamo tutta la corrispondenza a tutti questi personaggi di Matteo, all'italiano. Le traduia in italiano. Loro dettavo anche piemontese o in francese e gli scrivi di corte traducevano in italiano. Lo deduciamo dalla sintassi, non è impossibile che una parlasse che l'ha scritta in lì. Se la fosse stata tremando sulla vita, sarebbe stata scritta pareil. Le tempo che gli italiani sguardo bene in salmostas, in salmoro e che steso la verità. Desquater le lingue dal popolo vuol dire desquater, scoprire, desquater la verità più creusa alla nazione italiana. Noi altri umanamente abbiamo gena perché che insomma siciliano, calabrese, veneziano, piemontese, lombardo. E l'uomo aveva tanto orgoglio e dovremmo avere gena e vergogna cui che per tutti questi secoli hanno cercato a non permettere a parlare la nostra lingua. Cui dovremmo avere vergogna. Vittorio Alfieri pubblica sue tragedie a Siena. Le scrivie tutte in francese e se dice all'era un bel francese, dice subito che no, non sapeva neanche il francese. Poi non che la fai da sporron, con una volontà ferma, faceva lighe con una corda alla gamba del taulino, dal suo servitore, e via. Non che la fai da sporron, con una volontà ferma, faceva lighe con una corda alla gamba del taulino, dal suo servitore, e via. Che la via paura non aveva la pazienza per non lì. E miracolo via anche tu, perché queste tragedie di la verità. A spedone rappresentesse, a spedone capisce, che aveva la mira e il Saul, al resto non è un po' una tragedia. E con un dizionario traduiva da sul in italiano, in prosa, e poi con una sforzo che durava un mese, faceva i versi al metro. Dunque 3 lingue per arrivare a scrivere la parte finale. A sicura se noi pensiamo che Alfieri è nato nel 1749, al Midemanica nasce Johann Wolfgang Goethe, e diria che Goethe usava l'alman molto ben meglio che Alfieri usava l'italiano, al manco dalla ovviamente manca tradursi. E se pensiamo che più o meno in quegli anni era sì Alexander Sergeyevich Pushkin, e diria che il confronto sta in pelle, perché con là sarebbe il peus, e così sarebbe nell'italiano. E potremmo dire a sparare a squattare la nostra realtà. Siamo un popolo che ha avuto le sue radici nella regione, non nella nazione. La nostra autenticità si crea su delle basi regionali, non nazionali, e dobbiamo quindi reinventare questa magnifica patria valorizzando al massimo le nostre varietà regionali, non sterminandole con una lotta e una guerra aperta ai dialetti. Vittorio Alfieri ha finito sue tragedie, 3 lingue, tanta racan, tanta sforzo, e ha sbuito a scrivere in piemontese. E in piemontese, alla mia genere, e in un dettaglio, a scrivere in piemontese classico. Dunque, alla via imprendura lese a scrivere come il piemontese, perché sarebbe mai stato come a scrivere in piemontese classico, una regola di grafia molto ben invertuata, molto ben complicata. E a scrivere, i sono duri, i luscieri sono duri, ma parlo a gente che ha l'anima tanto molla e deslavata che le fa da stupire questa mia gli piace appena all'1%. Tutti s'imparano il metastasio amen e hanno morire il cuore e il fudra. E voi hai ve lo voglia, ma che sta, al tragico livello, ma impotente. Pure in domen parven, finché si decida se si deve tronare sul palco o sul fegge. Strasse il cuore o gattia marlai tluria.
già con Cusmon, l'un bisogna che srida, l'emme du bien, chi ve ben rumie, se le neghi sono a fer, o italiani che sono a putia. E allora, vari minuti che le restani, le me che vado a Nans al galò, sì, miracolo là in Frisa 6, là in Frisa 6. Allora, i passuma l'epoca napoleonica e i rivuma ad Botamblan andua, i rivuma all'assorgimento. A questa è stata una missione che a scuola l'hanno mostrato in una maniera, la verità è stata nata. I piemontesi, Carlo Alberto, hanno basta da avere una stata a schissare, tra una potenza e l'altra, con il pericolo di andare all'altro a finire a schissare. Avevamo una pianura, avevamo della spazio, avevamo la pianura padana. E ogni documento la storia di Savoia che andisa che i Savoia l'avevano mai vissuto andata là alla pianura padana. Se noi utilizziamo le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo, a Cocchielle mai andai da là alla Toscana. Se utilizziamo la vita di Vittorio Alfieri, a Cocchielle mai andai da là alla Toscana. Sono un'impresa per lessione politica, stermata come letteratura. Aventa di la verità. Aventa disla a noi altri perché aventa che la sappia questa verità. E qui che di prima era un person, al di dopo sono diventati patrioti. Le neutral che hai tu che italiano molto bene svensa giughe, i destini a cambio rapidamente. E al più grosso autore l'assorgimento italiano è Angelo Borferio. Angelo Borferio le scrivì poesia 2 lire, quando era abitato a Parson. Le mai scrive in piemontese fuori dalla Parson, dice ma l'era fondo, ma l'era dagnato. No! Un persona aspettava a scrivere in piemontese e scriveva così bene che queste poesie non si fuori e piacevano a tutti. Ma devi sapere a P di personaggi. Una sera al re all'era teatro e l'era presa lì là che piacciono, sai quelle tragedie italiane, aulico, composo. Basta per mandare a tua cacca che non vuoi più neanche sapere. Andai c'era il Broferi suonava bene la chitarra e aveva una bella voce e cantava sue canzoni bene. E il ministro era lì a Andachiel, tutto genato, e San Calavaden. Insomma, e andava c'era lo Broferi sì o no? Ma maestà, all'entra il catafuri. Sapete qual è il catafuri? Prigione. All'entra il catafuri. E perché fa? Ma tramava contro chi è maestà, al faceva bene su una bestia grama, andava a ciamero lo stesso, arriva lì tutto lento, non è che io non avevo parlato, non è che fece la doccia e il bagno jacuzzi, io andavo lì, facciamo, tutte cantare la canzone, 4 botte alla mattina, tutte ciuc, meirat, certa maniera, mi si sente fare. Quando mi dorme fa, ma maestà, veramente mi andrei a dormire un bel po', ma che tu chi va, torna a trattare fuori nuova, questa notte che dorme siamo lì. Le portato a Palazzi Real e alla Liberale. Non che la scriveva in persona, al Broferi, personaggi. Quando che parliamo di questi autori che l'hai menzionato, sono volumi a poesia. E non è che le rime d'unse, d'usnue, popolari preso, ancora molto bene che sia creuse, che riguardo la condizione umana, l'esistenza, il valore, la libertà, la società, ma preso pure più sia amusante. Se a Natale vi trovate senza un partus da tramite, vi trovate senza un buco nel quale andare a infilarvi, a Natale non avete più un appartamento molto recente, visti i tempi che corrono, presto, ricorre Sua Eccellenza, perché sdegna fede lieta di farvi ammanettare le gare. Che trova in un momento un super appartamento.
Non al mondo più fortunato che il mortale che è impacchettato in prigione, quindi una grossa fortuna. E antan chi che sta la pena deve subito un'ora var muscia, var mena, var butan saint là, in altre parole di malmena, costa pia ciave ciavin, con la scuola, sa cucina. Non al mondo più fortunato che il mortale che l'ha impactato. Ieri sogno, hai la stanza buona paia per dormire, ieri appetito, un'abbondanza d'acqua e pan buffet. Ieri il food. A fan padrone l'arsenale di Bujaron, vi fanno capomastro dell'arsenale dei poveri delinquenti. Non al mondo più fortunato che il mortale che l'ha impactato. E poi canzoni che fino ai nostri vecchi di San Curi le sentì a cantare. Destin, becco futuro, trasporti fanno la grisa, a sciorne patanu, sul nervo han messo la bisa, da già che per nultic, da un sanneme al simambri, ma perché crudel destino ne infemminasse in ravanini? E aveva già da percepire una provvisione a mala panza, o per un verbo latino, o per una concordanza, ventava mica tanti femme al fabriano, perché crudel destino ne infemminasse in ravanini? Dopo aver fatto nast, Lulu cantun collegio, io dovevo buttare il bast per qua cui è legge, io dovevo maschiare il limone con fabbro e con tobone, ma perché crudel destino ne infemminasse in ravanini? Allora avanti parei a canzoni che sono per molto ben popolari, perché ero tan belle. Ma scrivere con te stanno così, povera mia, povera compagna del mio cruce, di me a noi, guarda lì, a 60 lavagna fino al collo, fino a azzurra di oi, guarda lì, venta alla fine, rangei conto un al destino, senza fame, senza paura, slagaiale e vatne pura. Fa coraggio, povera mia, lasciate anche dal magone, per una corda, per una gria, per un po' paia d'incantone, sotto la purpura, a cui che stampeggi che sopra i frui, senza fame, senza paura, slagaiale e vatne pura. Angelo Broferio, uno dei nostri più grandi autori della Sorgente. E adesso, senza tanti complimenti, vi passiamo al nuovo secolo, al Neusente. Al Neusente del dire l'estate un secolo che ha vissuto più sempre alla fine del secolo e l'ambiente al Neusente. Ma sono capitate tante robe. Turin le faccio una domanda. Le mai passare una generazione che i piemontesi, l'unica popolazione d'Italia che sia sempre restata libera e indipendente, l'abbiamo dovuto pagare con le guerre e il sangue, sua indipendenza. E dal 1849, la battaglia noire, al 1859, la battaglia di Magenta, e proprio stani ieri al 150° anniversario, il 4 giugno, i piemontesi non fanno niente altro che uissare la sabbia e la spea, affilare la sciabola e la spada. Aveva le stanze grosse delle cannaviera, mi pare ufficiali a cavalleria, portavano la stanza grossa e facevano vedere questi strumenti a guerra di morte. Questa della sabbia cultale, questa della spea cultale, tonano che le morte con la guerra là, e un più negativo tempo. Era più nel tempo ardete 3 cavalli e presentate al reggimento come 3 bei cavalli e di me pare erano ufficiali a cavalleria. Mi volesse troppo, un cavalleggero. Era più nel tempo. Ma i piemontesi sono quelli che hanno paga caro. E non paga caro, al di dopo che hanno avuto l'indipendenza, gli ampiai la capitale, gli ampiai tu e sono andarsene via. E da quel dire i piemontesi l'hanno inventato torna una vita. 150.000 piemontesi sono partiti e sono andati nella Pampa Gringa, ad Argentina. Era più in Cavour, era più nell'agricoltura moderna. Il avvio tutto, l'industria, l'agricoltura più moderna,
l'esercito più affilato, l'orgoglio della nazione, nella linea nazionale. Turin le due torna inventessa nella vita e le fa bene. Le inventa l'industria, all'inviare dall'Eusen, le inventa il cinematografo, l'industria cinematografica italiana le nasce a Turin e 30 anni dopo la radio. E ancora adesso la volata della televisione arriva da Turin. Donc è una città che le ha vu a contracolpo, molto ben forte, sono sì tanto allora non è che bisogna una fresa, l'imparare a vivere. E hanno sempre avuto il coraggio di fare sulle mani e di inviare due che l'abbiamo chiesto. Tra la fine dell'Ottocento, 1760 e il 1914 a Turin hai il teatro. 6 teatri, teatro d'Angers, teatro d'Arles, teatro Regio, en piemontese. E i turinesi hanno veduto 3.000 pièces teatrali. Desvire da P, che tutto non che alle strade fai in italiano in quell'epoca. Non era un teatro comico, ma un teatro che guarda alla realtà, alla gente povera, al bibi, il bere, l'alcolismo tra gli ouvrieri, al cutello, la violenza, ai morti di fame. E poi avanti le campagne, avanti a spartire, e se tu mi come Giovanni Garelli, e se tu mi come Mario Leoni, Luigi Pietracqua, i più grossi, i più belli, i più forti. Teatro che avanti la platea non manca i nobili, i coltivati, e i ricchi, ma la gente. Gente che assaltava la sina, assaltava la cadua saltare per andare a teatro, per vedere l'uomo anche la sera. Perché lì si rappresentava non la Francesca da Rimini, a cosa bien che la sia diventata cicchina di Moncalè, la Francesca da Rimini, o la Violetta, la Margherittina delle Violette, ma andasì a vedere l'ultimo idea, la rappresentazione del popolo. E poi avevo a dire ai piemontesi hanno fatto l'Italia con le spie e le baionette. I piemontesi l'hanno esportato molto bene a piedi, che la guerra l'hanno esportato la civilizzazione sociale, l'hanno esportato un senso civico e valore civico e sociale che in un'altra regione a quell'epoca. Se noi altri siamo in buona a desquatare la nostra letteratura, da spiegare il nostro teatro, il nostro romanzo, al non che sono stati da chi te a considerare l'espressione di un dialetto espressiato e portare dal cuore alla letteratura nazionale, noi altri non mancava l'appuntamento con un dei valori più fondamentali della civilizzazione italiana. 3.000 pièces teatrali che assortono dai teatri a Turin, io mi con romanzi. E io mi dico, ma Calello, che in altre regioni la prosa è la napolitana l'ha bellissima, acciarmante, fiammenghe poesie, ma non la prosa. Al veneziano non la prosa, al milanese non la prosa, al piemontese il vino a gente povera, ouvrier, al borghese che ha l'isivo al piemontese. Altra prova che il piemontese non era un dialetto, ma era una lingua. E aveva un giornale al Birichin che per 60 anni alle sortì e all'arrivare a tirare 15.000 copie. 15.000 copie quando che la Gazzetta del Popolo e la Stampa arrivavano neanche a tirare 5.000. E a scrivere non Mark a robe, a scrivere di letteratura, a critica letteraria, a danza, a teatro, a scrivere tutto. Quando è morta al Birichin? Dal 1927. Perché è morta? Io ho finito. Il fascismo non lasciava spazio alle lingue e alle culture minoritarie, insomma meno. Lì è un'altra riflessione che io volevo fare. Quando che insomma stava meglio, quando che si stava peggio. Le dittature hanno sempre una conseguenza. La prima è
sulla dignità di ogni essere umano. Lì è stata colpa grassa, ma dal 1927, 4 giorni a sua incontrasse un caffè a Turin, Piazza Castello, Caffè Patria, messa al marzo, 1927. E avevano disse robe che avevano fatto storia, perché tutta la letteratura, la rinascenza della poesia piemontese dal Meusent, all'Egni, dopo a questo incontro al Caffè Patria a Turin. L'uomo che l'hanno disse è molto ben sempre. Non si lenga con tutta la gente che arriva a Turin a fare la pinera al piemontese alle pressa meglio. Noi abbiamo 2 segni, o chi tu da scrivere in piemontese o arriviamo a fare ancora al piemontese. E non fuma una lenga bella, una lenga grossa e scriverò una poesia così fina, così alva, così encharmanta, così suasia che il mondo deve mirare non per la lenga che l'uomo usa, ma per la poesia che io scrivo in quella lenga. E con la poesia è salverò al piemontese, la nazione, la compagnia di Brandelli. E mi arriva l'esve da quel 1927 l'atto di fondazione. Molto ben importante l'atto di fondazione. Per fare vera poesia piemontese è necessario fare nascere il piemontese. Fare come che si fa per tutte le lingue, studiare. Rende sua purezza e sua ricchezza a forme ed armonie, per capire esprimere con tutta sua forza quella che dovrebbe essere sua vera ispirazione, la canzone della razza piemontese. Ma il piemontese è aussi imbastardito, aussi povero, aussi lento, giumai da come l'avria dovrebbe essere se avesse potuto vivere indipendente da tante influenze che proprio a scoraggia. E è tutto un lavoro da fare. Un lavoro che il poeta piemontese deve avere la forza di fare, con la volontà e la studi, e più che tutto con l'ispirazione, tornando alle sorgesi più legne alla nostra gente, perché bisogna tornare sulla ca, rovinando il tempo, perché per sempre la poesia. La cotta, che le quel che scrive al manifesto dal 1926, al mese di marzo del 1927, alle dare la prima cedera a questa stagione nuova della letteratura piemontese. Si parla più dal Piemonte, si parla più a Superga, dal Ballon, a Porta Palazzi, dal Bicerina, delle Tutine, della Sartoriette, dei porti, si parla tutta l'umanità. Cœur del mondo, o corriere, dove che batta il sangue a tutte le sta, dove che avevamo pussato il desiderio a sfermo pa. Al povero diavolo un garlandata spine nel nostro signora tocche senza re, e l'uomo che va cantando per le colline su dal cielo. Cœur del mondo. Le più è una regione, le più è un paesotto, le più è un cantone, il cœur del mondo, hanno il coraggio di campesse d'adnanza a tutte le razze, andova che batta il sangue a tutte le strade, andova che vanno pussato al desiderio a sfermo pa. Ma che sono questi che vanno pussato al desiderio e a sfermo pa? Sono l'oceano. Noi auti sfarmuma con al cor antin paese, antinaca, ma nostre anime continuano a viaggiare. E sa come sempre che cosa belle, che cosa nuove, che cosa desluniate. E poi parla dell'umanità. Chi sono così alla guerra d'Africa, quando che sono andati con aeroplani e mitragliatrici a massacrare gente che difendeva la sua terra con il bastone. Questa è la guerra da Spagna, quando che a Guadalajara hanno affrontato battaglioni da una parte e dall'altra, tutti italiani, non spagnoli, al dramma di un popolo che viveva la guerra civile prima ancora che iniziasse nel 1943. Al povero diavolo
ingarlandata spine. Acmen lo Signore a tocche senza re, con l'immagine a Guernica, con il crocifisso drucca per terra e al Cristo a tocche, gli appunen l'aureolo, al re, gli appunen. Crosiera riusa messa alla campagna, sotto al gran volo delle nuvole servaie, sotto la sgiaia dell'ultima lusca sagna sanca battaglia. È una poesia che ha un simbolismo universale, è una poesia che avventa lese analisando la poesia spagnola a quell'epoca, García Lorca. Los hombres que tienen palabras de piedra, no lo quiero leerlos. Una espuerta de callia prevenida a las 5 de la tarde. Al senso della morte, al senso del sangue, ma al senso di questa natura che le sente bella e sente riusa e che l'aspetta macchina roba, la natura la cambia l'è l'uomo che deve cambiare. Come i quadbraccia all'orizzonte cannasso, crosiere fruse in l'ombra prigioniere che avanza senza pene e senza voglia. Crosiere bianche sotto la notte serena che appena leggera si la fan dal mondo, con le strade che anta il sogno della luna piena, pace e profumo, traslano su tutte fuori da speranza. Lei al nostro momento a gloria, questa gente la via in mente un modello e le stai fidele a questo modello. La chiamava Fedele Mistral, la chiamava Felibre, la chiamava Fe Arnasse dalle sempre, dal passato la poesia dell'Atlantico. E questa prima generazione di Brandet aveva avuto tutto un seguito, aveva avuto un seguito grandioso, a gente sempia e a gente grandiosa, a gente che parlava da spiritualità e a gente che parlava di sempiezza. E vedeva una poesia di Monsu che l'hai conosciuto. Alfredino Nicola, pittore, tan bravo, un senso del colore incredibile, musicista, la musica più seria, più semplice canzone piemontese dal pianoforte orchestra, e sbadagliava il pane, suonando il caffè Chambin o il caffè a pailletta, qualsiasi canzone che ci ha messo, grande compositore, ma aveva un testo, la poesia, piano, piano, per cui lei a ti, per il viale di tiglie, per cui lei a ti, scura, curma il parfum per l'aria incantata, e da domani un sogno appena nato che mia mente arrisco la sfigura. Lo porto a spasso, pare ad una basinata, e non cammino alla bella avventura, fin tanto che un'arcancella splendida dura si e il mesel, viandante a questa strada, codello di becco non sicura, fino a quel buco l'hai tanto sospirato, uomo il velo lontano dall'impostura, e fe lo corse ante il mio cœur pasiato. Piano, piano, per quella lei a ti scura, ti porto a spasa al cielo, appena nato. La via il senso della musica, e lo dimostra molto vinciare, senza niente genere, senza niente problema, ante le orecchie dal claustro al mio convento, a susto su quel pin d'ungra minore, anche a schiodo, sfinire le due serrere, dalla sorpresa del presentimento. E poi, cos'è questo patito, questo tormento, questa caudale mia fronte carbei, montata improvvisa, dalla pura maschera, l'onca sbarlusa della nostra legna, da fuori da smondo, papida anche, ma mi lo secco, come capisce, al sacramento. La poesia di Brandet, la più grande poesia che sia stata, andì a presentarsi alla città compagnia di Brandet un giorno. E lo dire, mi sono in buona fede la poesia in verso, e sono buona a scrivere prosa, all'andare con un green, una slaghigna, come dicono, con slofone, alla prosa. E dire, diceva lui stesso, se piacere, non perdi niente. E ti ricordi la cucina grande della casina, con sua fornella che misia mesa alla miraia, il grande fer da rese la brasa, grossa posta, la banca belle lustra, forse azzatessia, illumina l'autunno, rangiando la fila sotto la capa, con l'erca massissa d'rullo, due mani fazia il pane, con le sie da ram lucente, con la stagiera di tonno,
tutti guarnì a figure e fiori, e la ricorda cosa canta la cucina, la stanza bella. Nino Rutelli, il nostro più grande prosatore. Quando erano vissuti a sta prosa di Brandè, a Sburti, le tornaca che era sempre di alla guerra, che le rappresentasse volontari, a me, agitata alla Cososa, dopo 3 anni che era via, a sapere poi che vivevo, l'ho veduto sua figlia, la via 3 anni, le Piano Ambras, a suo vivai di un battuso, da lì, bitte giusto una sna. Perché fa no, bitte giù una minuta, e poi mitra, alla massala. E sei neanche dire, ma quando campano queste cose serie, e sono tanto orgoglioso nella nazione, e sono mai più orgoglioso al mio gente piemontese. E poi era il fondo, arrosiava con tutti. Arrosiava fino a con chi al Midem, Luigi Olivero. Le scrive 2 volumi liriche, una più bella che l'altra. La savia l'arabo, la savia il francese medievale, la savia il provenzale, la savia l'allemano, l'inglese, la savia tutte le lingue. E la savia scrive bene le poesie. Veis se la si titola delle pene che le fai zonia drinta me cœur, e all'ambuchime l'anima al malheur, vei che me sanca scura an su tue vene, e me pulsa che io to bonheur, terra paesana. Se le tue pipe piene, si erbe novelle un but per le morene, vei che s'angringio le reis ad me cœur, e mia mente vei che s'aspeccia al cielo, come s'aspeccia antioi ad namasna, con tutti i 7 colori dell'arcancello, già versan per surca appena scarsà, veiesse mendente nerve da sé, ante la terra che fuma, sotto il sol di sta. Se noi utilizzi su poesie come queste, che diventa sempre più difficile da capire, perché la lingua diventa più serica, Luis Olivet, alle usa più sempre, a 35.000 parole in piemontese. Luis Olivet culca le scutala un vit a pinin pacor quando che la vita venta fe con al piemontese a come che si fa con tutte le lingue, aventa studiato, aventa nei piedi documenti antichi, aventa nei piedi le parole che usano sulle montagne, sei là, quando le riserve da spartù, e arricchì questa lingua che è diventata una lingua povera, aventa fe la tanto ricca, le usa 35.000 parole, Madame e Monsieur, Dante Alighieri, le usane 32.000 per fare la Divina Commedia, tanta cappella a Luis Olivet. Mi lesen una prima in italiano, darei capisse che cosa si lesa in italiano sono neanche parole semplici. Sua tenebrosa maestà la noia, vestita di nebbia e incoronata di mistero, mi impone la sua sulla fronte le sue mani evanescenti e un tedio denso mi penetra nel cervello. Una musica remota di miserere, un roseto odore gialle che si sfoglia. Nelle acque stagnanti dei giardini della noia annegano le mie speranze prigioniere. Bastioni folti d'edere, cancelli chiusi con muffe e serpi attorte all'inferiate circondano il castello fosco e soffoca la mia vita. Poter evadere da questa landa paludosa in cui sprofondano le mie gioie avvinghiate e i miei dolori e poter avventare al cielo un grido d'amore, torna libertà, a ritemprare la tua spada croce in un rogo di fiori, sorella di Giovanna d'Arco, Lucifera di Nostro Signore. Chiunque giurerebbe che questa poesia è stata scritta originariamente in italiano, e a sentire questo giurerebbero tutti che è poesia degli anni 50, 60, Quasimodo è stata scritta alla fine degli anni 20 in piemontese. Lo sapevamo che eravamo così ricchi. In quale scuola possiamo o dobbiamo incominciare a insegnare ai nostri bambini, ai nostri giovani, l'orgoglio per una tale civiltà?
Da dove dobbiamo cominciare per rigenerare la nostra civiltà? Costoro hanno ricreato nel Novecento questa grande lingua millenaria, 1000 anni di lingua e di storia letteraria. Noi da dove dobbiamo cominciare? Dobbiamo cominciare dallo spirito civico, dobbiamo cominciare a rifare non la lingua, ma la razza piemontese, non con pregiudizi. Molti di quelli ai quali offriremo questa grande civiltà letteraria ci diranno di noi sono piemontesi. Andiamo ad offrirla come San Paolo, modestamente, ma coraggiosamente, agli altri. Le lingue non devono diventare dei ghetti, le lingue devono diventare dei ponti aperti su tutta l'umanità. La civiltà piemontese, come la civiltà croata, ucraina, come la civiltà provenzale, deve diventare un modo per dire all'umanità: siamo ricchi, vorremmo condividere con tutti questa nostra ricchezza. E mia adesso il tormento Pinelli, portate auti libera, poesie, prose, Bianca Dorato che amava Mac Lalus, lei era la poetessa Lalus, e andasiva per tutte queste balade e attabissava alla porta e diceva: me caluciane voi altri quella roba lì, me caluciane voi altri quella roba là, e scriveva antinci quadernat con lapis tutte le parole e diceva fuori con poesia che mi gusta. Ai sun di l'œil amont sull'enca fioca alta, barzai nera incarnata, speglia bussa, fiara giassa brusanta. Vi sono luoghi lassù, solitudini di neve alta nei dirupi scheggiati, fiamme di ghiaccio bruciante, lì crea la luce all'alba. Con rupi notturne costruisce una dimora per lo splendore. Per questo io vengo da lontano, invocando verso tali sentieri che vi siano per me lame di ghiaccio a trapassarmi il cuore, ad aprire vie nuove alla luce. Questa è stata la generazione di Brandet, noi altri, me cara gente, e sono arrivati ancora alla strada, perché dopo la terza generazione di Brandet è più nulla. E noi altri speriamo mai che stiamo asnà, che hanno ascoltato, che avviva ancora un sento per l'esta rea lenga, a capire che non è mai la nostra, la cosa sua. E speriamo che qui che sono in limba stasera e che hanno sentito a parlare a tanti secoli, a capire che non ha avuto una grossa civilizzazione, ma che perché questa civilizzazione continua a vivere, aventa sognela, aventa chiudila, aventa pupunella, a come ne masnà. Mi e sono sì per rispondere alle vostre domande. Grazie al professor Girardino, di parlare qua per lui, che niente in Consiglio Comunale che lui parla piemontese perché era una prevista. E allora la considero una gran cosa. E poi una cosa? Ah sì. Lo dite un'altra cosa. Ma può fare in Consiglio Comunale, intervenire il vice sindaco, credo. E poi vi mandi so che ma proprio fai pensare traduce dall'italiano, spero che me lo genè, che era un gran linguista, ma trovo che diceva così, ma trovo che in piemontese rende bene, che la lingua senza cultura è la gioia guida, ma fai venimento con tutte le letture. Ecco, disegni niente da e dagli spassionati a chi che vuole fare le domande. Mi diria che avendo in genese, se deve adesso qualcosa in mente, con un'osservazione, una marca. Ma
Ecco, abbiamo un da sì, as non su, che parla, B. Prima è come a Lombardia, sai, in discussione. Che parla un word che allora le linee tecniche sono lì a funzionare, ma sono sì. Sì, prova. Allora, Per la registrazione, che magari, siccome stiamo documentando tutto per rimenda, vorrei che si sentisse bene. Deixa eu saber al professor tre cose. Chiaro la sua è una parola miracolo. Miracolo. Ah, miracolo. Che per noi è il miracolo, e invece le forze, se giusta. Ma la seconda cosa, i 4 moschettieri che sono trovati in piazza, chi erano oltre Pilippacò? Pilippacò, Remo Formica e Alfredino Nicola e Oreste Gallina. Un'altra cosa, li troviamo un po' strano che chiama di niente e riguarda Camillo Blair. Non è... Sì, quindi... Sì, ma sono quasi in tasore. Se andrà a parlare... Io ne parlavo d'autore, lei parlava di un deslup attraverso i secoli. E lei ha scritto assaggi lunghi, per esempio Nino Costa ha scritto un saggio di 100 pagine, in tutti gli aspetti. Nino Costa l'ha intitolato Un brun dice e vada della Rinascenza poetica, tramonto degli antenati, rinascenza della poesia. Nino Costa le ha tutti gli aspetti, sia cui la tradizione, arzuman chiel millenni 2 secoli di poesia. E poi la stagione di poesia nuova, per esempio quando è morto il Sofia, che ha fatto l'ultima poesia della terra. Se andiamo a parlare con questa agenzia, ma l'ambita le cui a tapete questi incontri e minca vira piena autore e studiare partiti. E capisci, sono una parole che aventa capire roba, che da zion, per esempio, miracolo, aspetti bellavans, aspetti co, bellavans e un'altra parola ancora, miracolo, bellavans, salacare. No, sono parole che l'uomo ha recuperato da altri posti, da altri tempi, ma sono. E dunque aventa di che noi altri tutti, quando chi nascono, gli apprendiamo il dialetto. A cosa parliamo italiano, a cosa parliamo cosa, gli apprendiamo l'espressione che sono lì. Se noi altri dobbiamo descrivere al dialetto e fare un corso in una lingua, gli manca una maniera a studiare. Tutti questi libri che vanno in Galessi sono disponibili. E voi altri deve dire a Monsieur Sindic e Toma turno per il Sindic se fa una bella biblioteca anche in inglese. Se è presente alla Casa Studi Piemontese con un'arcesta parei, con 4 soldi, tutta la collezione completa, storie della letteratura, dizionari, grammatiche, test classiche, edizioni filologiche, anche quando che poi i labi la VUS, la veglia, al SUS, a dire, ma mica sono queste robe, i lega il test, venga sempre i test sul mare, adesso no, per a studiare, è molto ben importante. Mi deve dire il lavoro a Combo Scrivo, qual è? Non arriva desca e si serve giorneo da più degli adino, alle fondature, alla una biblioteca, in quella biblioteca, io ti aventa lei il coraggio d'andare da un dialetto a una lingua. Quando facciamo al piemontese, è una lingua o è un dialetto? Dipende da chi caludosa. Mi l'hai visto ultimamente a gente usare al piemontese a Melenga, Luigi Olivero, 35.000 parole. E per malheur, l'hai visto tanti giorni, usa l'italiano, pesca più il dialetto, e San Pignanca parla.
tutto l'on che è all'enet presente. E più doma d'usare un dialetto come una lingua e ancora se ne che a lei una lingua, perché ha una letteratura grossa, ha una letteratura bondosa, e più doma intenderà, ma vi serve bene la roba, che se vuole prendere la lingua di altri, deve essere in la vostra. E sono una questione molto ben importante. Mi podria lesve le poesie che fanno le masnad con Boscuro, en provençal, e il resto è sbirdi. Però se queste masnad che apprendo a leggere e a scrivere, a zortu en provençal, voi altri dite fammi la medesima poesia in francese o fammi la medesima poesia in italiano, senza nessuna genere e nessuna difficoltà. Quando che all'angavane al piemontese da masnad e all'arcrociato, rimproverato, all'arcrociato, nos c'è, nos parigram, disegno, parliene, non parlare dialetto ai bambini, all'angavane al bilinguismo, ci hanno tolto il bilinguismo, la capacità di passare facilmente da una lingua piccola a una lingua grande. Gian Renzo Clivio, uno dei più grandi studiosi di piemontese, ha scritto grammatiche delle lingue indiane. Io ho imparato senza difficoltà tutte le lingue europee, accettavo dai miei studenti nella facoltà di letteratura comparata i saggi in qualsiasi lingua europea. Se vi dicessi che ho avuto mai difficoltà a farlo, vi conterei una bugia. Perché questo? Non per doti eccezionali, ma perché quando uno impara una lingua piccola e si accorge che per comunicare con il resto del mondo deve parlare altre lingue, sviluppa delle attitudini camaleontiche di apprendimento rapido. Non stiamo più parlando quindi solo del piemontese, stiamo parlando della capacità degli italiani di parlare le lingue dell'Europa unita, l'Europa dei 27, dove noi siamo l'ultimo dei paesi, il 27esimo per bilinguismo. È molto grave questo, è molto grave. Guarda, mi ha stanciato, se avete domande, venite porta il microfono. Cambisanci. Mi interesseria, sarei possibile, vedere al museo lì da risorgimento, scusa, dove scuola, al primo Parlamento separtito. Dunque, noi sappiamo che alla via Aranda Achiel, come interprete, al Ministro della Cultura, che era Francesco De Santis, l'autore della storia della letteratura italiana. A quell'epoca lui ancora ne a scriverla, perché la storia della letteratura italiana lo suma dal capitolo al Machiavelli, intanto la scriveva il capitolo di Machiavelli, a interrompa il capitolo e a dire in questo momento tutte le campane d'Italia stanno suonando, gli italiani sono entrati a Roma, 1970, editore Morano, Napoli. Ma a quell'epoca lì era ministro della cultura e quando che Re Toio aveva parlato al primo Parlamento, probabilmente, dunque, l'avrei più di farlo molto bene, facilmente, in francese. Ma Juncker aveva preso il re d'Italia, tutti si parla in francese, mi era abbastanza fuori, ma... e dunque aveva il magna serve perché ha parlato nell'italiano, le fidarsi da un prendo, le fidarsi cambia suo nome, Toio 2, le mai cambia il nome a Toio Primo d'Italia, il nome è al testo. E col calendario prima le 9 hanno si custa l'occasione le stai Dennis Mac Smith, Italy and its monarchy, l'Italia e la sua monarchia, e l'andasie hanno una storia furastè per delle notizie anche la monarchia italiana, perché tutti gli storici italiani non hanno mai voluto parlare a questo soggetto lì. Quelli artisti rimaneva al testo. No. La roba che illumina le opere di Francesco De Santis, Giovinezza, uno dei primi volumi al PC, le autobiografiche, sono una pagina in piemontese. Dunque illumina un napolitano che ha detto questa mattina alla solita ora barra arrivato il ministro Conte Camillo Benso di Cavour, Conte di Cavour, e mi ha detto 2 punti e poi in piemontese.
Dunque il Saruma d'Alon, che tutta l'era piemontese, il Saruma poi che il re parlava né una parola di italiano, dunque il Saruma che hanno parlato le parlava in piemontese in Parlamento d'Italia. Alle piaciute i napolitani a tutti gli altri, a quell'epoca lì, come l'ha sei la gente di altre regioni d'Italia la presenza piemontese? Colonizzazione, piemontesizzazione. Ci hanno visto come dei colonizzatori, degli invasori, né più né meno, esatto. Se puoi dire, mi ha detto, mi sono stati dai salesiani, non colleghi dei salesiani, e si cantava la canzone, Bundi Caremaraia Bundi, e lo cantava, no? Sì. Bundi Caremaraia Bundi, c'era due posti che parlava a noi, tutto studiando appunto il piemontese, un po' per piacere, un po' perché devi vedere l'esame della storia della letteratura, e che non fai, scriveva Bundi Caremaraia Bundi. Ecco che i salesiani con un po' la trasforma questa poesia, sì, questa canzone si profere, vedi il Bundi Caremaraia. È un aneddoto strano che detto a... Desmencione che Don Bosco della Sane vai le poesie piemontese. Desmencione Don Bosco parlava piemontese, alla Lassane poesia piemontese. Madama, al microfono. Il bisnonno, Lorenzo Marelli, è del 1959, via San Martino, proprio a Vittoria. Ma parla un po' più forte, madama. E ora senti, proprio chiaro, ora di Fiei o Piuma San Martino o Fuma San Martino. Ora proprio di Il lume ha tutta una serie a citazione, non che al retorio, aveva 24 anni, la bisnonna. quanti che le fai? Perché lui era nata nel 1935 e lui era nel 1959 a San Martino, gli eserciti piemontesi. E lui ha sentito che lui non c'è due, non è. Lui ha sentito proprio, la propria o Piuma San Martino o Piuma San Martino, la propria scrittura. Il lume ha tutta una serie di citazioni, non che retorio alle dite, in tutta la sua vita, che ne stai 3, un anni, se più adesso esattamente, ma quasi nel secolo. E tra l'altro, ieri Massimo D'Azeglio, che lo chiamava sempre maestà, e una vira che era le proprie stufiasse, era appena diventato re, perché suo padre era appena di Carlo Alberto. E detto, ma che maestà, ci aveva un su Savoia, che aveva sempre sì, con una funna, sì, ma sna, e ne era un soldo. Con lui era retorio, e mi piaceria che questi personaggi non va, invece di non va da scrivere sempre sui personaggi italiani, vi saluto Re d'Italia e diamo tutte vale, rappresentano la verità, le molto bene, se c'è Genit, Ariud, quando che lo fanno parlare in sua lingua. Voi altri sapete che il problema della lingua non è stato mai un problema piemontese, è un problema di tutta la letteratura italiana. Giovanni Verga e Luigi Capuana avevano questo problema. Giovanni Verga arrivava a scrivere 2 romanzi, ma l'aveva dovuto scrivere 4 la serie dei vinti. E le mai stai buone da andare dal secondo romanzo. Perché? Ma come faccio io a far parlare in toscano a dei contadini siciliani? Le più mai a scrivere una riga, hanno 22 anni. Luigi Capuana ha scritto il suo ultimo romanzo nel 1900, Il Marchese di Roccaverdina. Le fermassi cocchiere, perché parlavo io a Misona, parlavo tanto. Le più mai a scrivere una riga in italiano, le scrivì 5 volumi a teatro, tutti in siciliano. Dunque non è un problema che lo manuale. Cesare Pavese le cercava disperatamente di trovare una strana metà tra il piemontese e l'italiano.
la stessa roba Elio Vittorini, la stessa roba Carlos Gorlon, almeno sempre alle pina questi tentativi a chiedere la seva. Se noi piuma per esempio Guido Gozzano nel suo diario ha scritto caro dialetto torinese, nel quale ho pensato tutte le mie opere. Le traduisse parola per parola e tutti questi poeti che mi hanno stasera l'hanno inviato tutti a scrivere in italiano, a fare più facevano gli like tanti aggiunti. La lingua è l'anima di un popolo e voi altri dite ma attenzione, la vera che la lingua è morta e non l'italiano. Noi non parleremo mai l'italiano come lo parla un toscano, perché il toscano non parla l'italiano, parla un dialetto. L'unico modo di parlare una lingua viva è parlare un dialetto, perché solo il dialetto è appreso creativamente. Il a vu andrò d'incidente, era in macchina con una madama completamente folle, era la capa del dipartimento. L'andata finì a 7:40 l'ora, fuori da strada. E su una svigiame e con tutte le lingue, il russo, l'almano eccetera, per misura era ma più buona per il piemontese. L'identità profonda, e c'è una bella volta slavionca. Capisci? Aventa capì aspetto fondamentale. Se noi non parliamo una lingua con la stessa spontaneità e creatività con la quale parliamo un dialetto, abbiamo perso l'appuntamento con la più grande facoltà umana, l'elocuzione. Non fate di illusioni. Non parleremo mai l'italiano creativamente, lo parliamo logicamente, squadratamente, come lo faceva Vittorio Alfieri, con una gamba legata a un tavolino, traducendosi una parola dopo l'altra. Facciamo schifo. O se lo voglio in piemontese, fuma sgiai. Beh, visto che si è fatto tardi, io direi che sì, il professor è una grande risorsa, mi impegna con la mia associazione, con la collaborazione del piccolo teatro e quanti eventi per l'opportunità a fare un torneo, se magari crea un percorso, vedi un attimino se spero tutti le scuole, perché arriva talmente tante cose da spiegarsi, da dire, e prima veramente in perdita questo appuntamento, perché comunque l'uomo ha la fortuna di averlo sia due passi e che ha la voglia di giudarsi, quindi di assolutamente continuare anche i discorsi che l'uomo comincia stasera. Ora però, per finire, visto che il professore deve adressare e per comunque la riappiasi che vedi ci ha messo qualche cosa, magari davanti a un locomotor della Valera, il tocco di formaggio e salame di bufala che sono prodotti del nostro mercato contadino, questa risorsa sia carai. Mentre che il professore si prepara e vedi per i commissari a serve, è Aurelio che si offriria la canzone, naturalmente più un test. Una curiosa canzone è quella messaggia italiana che vorresti. Vieni Marina, in campagna, vieni Marina, in campagna, qualche presa di porta, noi Roma, qualche presa di porta, noi Roma la libertà, noi Roma la libertà, all'aria pura, noi Roma la libertà, all'aria pura e libertà. In mezzo ai prati, in mezzo al fiore, l'Ermolina, in mezzo ai prati, in mezzo al fiore, l'Ermolina parla.
tipico il vin de Maero, quindi magari ti giunta per porti a bus veramente, perché non per col vin boom, la prima deva. Del visum della Vergine in Birmania, all'umbrella del visum della Vergine in Birmania, e la vita sempre solitamente, e la Dio della Vergine non le mira, e la vita sempre solitamente.
sempre qui il 25 aprile, il 25 giugno, pardon, la via piemontese che sarà poi alla via Moschetti, via Bernès, quindi il 25 giugno e sarà torna qua Pellegrini, il mito più ufficialmente dove sarà Masnà che c'è poesie grandi, bei, insomma cose. L'altra cosa che risulta lì, la biblioteca Carai è ben fornita al Libero Piemontese. A parte il fatto i 3 volumi della storia della letteratura piemontese, i 3 libri poesie Costa, la prosa Nino Telli, Masnà, la Dario Cosio che è scoperto ultimamente, quindi basta manca in biblioteca e c'è guarda, ecco. Grazie, a tu vogliate dire grazie, grazie a tutti voi.